non solo autopresentazione, anche autoapplauso, va bene. Riprende. Numero 1, Priscilla Silvestri, studentessa sedicenne di Mestre. Ilaria Bernardi, sedicenne, studentessa di Tavaro Veneto. Studentessa sedicenne di Merlano.
Silvia De Pili, 18enne, studentessa di Padova. Farber, studentessa sedicenne di Mestre. Veramente il luogo Villa Nobis dedicato ai riti della bellezza e ovviamente della gastronomia. C'è la numero 7. Questa ragazza arriva da Chioggia, si chiama Martina Porzionato. I contrasti sono sempre bellissimi, bisogna ammetterlo. E mai come in questo momento si sanno esprimere così bene. Martina Porzionato è arrivata, abbronzata, ma più abbronzata di lei c'è Maria Falasca. Sedicenne vicentina tra la studentessa gareggia con il numero 8.
Ioana Aulariti, numero 9. Eleonora Menesello, studentessa 22enne di Mosselice. E sorridenti, le vediamo insieme. Sulla scena in passerella Cindy Garbonic, stessa sedicenne, prima era questa rosa di Lorenza con numero 1.
studentessa a 17 anni. La vediamo con il numero 13. Melissa Friso di Padova, sedicenne studentessa. Nome, il nome della prima donna per Maria Zannellato, studentessa di Rosalina, a 20 anni, porta il numero 15. Jenny Giolo, ventenne, studentessa di Cavarzere.
Veronese Alice Adami, sedicenne. Gli applausi che sono sempre molto graditi. Come sta andando la festa di compleanno? Sta andando bene? Potete farvi gli applausi, sì, magari, no? Se no, guardate che mi chiedo quanti anni avete compiuto. Se non li fate, è molto indicativo. Gli applausi per la ragazza veronese che sta rientrando. Signori, Vicenza, o meglio Romano Benzemino, con Anna Cavalli, 18enne studentessa. Passerella, Giulia Stiglione, para studentessa di Castello e Umberto, provincia di Vicenza, ha 19 anni. Passarella, lei sorride,
Sara Bottoni. Dicembre, studentessa di Occhiovello, numero 20. Siete voi l'applauso solidarietà travessa. Pensate che l'ingegnere che ha progettato questo giorno di Fotane è lo stesso ingegnere che ha progettato le Fotane proprio di Abu Dhabi. Guardate che bel vento, dai. Numero 22. Eleonora Picagna, studentessa di 17. Fischiamo. Così Eleonora Picaglia, numero 22. Eleonora Picaglia. Vediamo alla sinistra di Angelica Provoletta.
Numero 23, San Bresciani, sedicenne studentessa. Irene Girardo, studentessa, diciottenne. Stiamo vedendo la numero 25. Ci troviamo dentro questa diciottenne studentessa, si chiama Nicole Coto. Siamo nel Vette Trentino. Dove ci sono belle ragazze come Elisa Marini, numero 26.
A concludere questa splendida e sorridente Polesana, Giulia Maragone, ventenne di Taglio di Po, studentessa con il numero 27. Vorrei che i fotografi, anzi il fotografo si preparasse. Anche Mario Ponesi, se volete salire, però veloci ragazzi, perché sennò veramente mi fate venire la nostalgia. Dai. Stasera verranno assegnati ben 5 titoli, ma verranno assegnate anche 2 nomination. Verranno assegnati il titolo di Miss Grand Prix Auto, Miss Grand Prix Talento, Miss Grand Prix Calcio, Miss Grand Prix Moto, ma verranno assegnate anche 2 nomination che insomma fanno solo loro, perché le ragazze belle questa sera non mancavano, quindi sicuramente verranno riconvocate. Bene, solamente Miss Grand Prix Fitness, cioè la ragazza che otterrà questa fascia, che otterrà questo titolo, questa corocina, ebbene Miss Grand Prix Fitness andrà direttamente in prefinale nazionale. Bene, amici della giuria, i latini dicevano Velox ad impetum, e sarà così che voi adesso velocemente vi ritirate in camera caritatis per definire quali sono le vincitrici.
Lo so che ci vorrebbe un... mi scusi signor... venga pure sul palco. Ecco, vorrei invitare anche il nostro cine operatore, se desidera, se lo vuole, naturalmente può avvicinarsi. Per la prima nomination Franco Pozzamo, il nostro esperto, il grande esperto, il grande consulente. Pensate ragazzi che questo signore fa il consulente d'immagine, per cui insomma il fatto stesso che veniate premiate da questo signore è già di sé per sé motivo di orgoglio. Bene, ad ottenere la nomination, signore e signori, Angelica Romoletto, 21 anni, di Valpolicella. Questi concorsi, poi alla fine è giusto che abbiano anche dei premi da assegnare. Bene, nomination, la seconda nomination a premiare, vorrei invitare quindi sul palcoscenico Mara Zanolla, giovanissima. Questa sera avete visto ragazze, avete avuto in giuria come dire varie età, una giuria quindi molto eterogenea, tra l'altro anche una bella ragazza, quindi essere premiate da una bella ragazza sicuramente fa piacere, perché questa nomination è dedicata a Jasmine Fabrin, 19enne di Castello di Bari. Arriviamo ai titoli ufficiali. Con il titolo di Miss Grand Prix Calcio a premiare c'è Sonia Forza Sonia. Stasera ti senti più forza o più? Tutte e due, benissimo. Con il titolo di Miss Grand Prix Calcio, sponsor abbinato Wonderful, lei è Jenny Giolo, 20enne di Cavarzo. Con il titolo di Miss Grand Prix Moto vorrei invitare per la premiazione questo grande personaggio che è Patrizia Zanolla, esperta di estetica, costruisce non solamente immagini ma dà anche quell'aiuto che serve alle persone per essere vincenti. E questa sera la persona che stai per premiare, insomma speriamo che attraverso te diventi, già lo è, perché il fatto di aver conseguito una fascia vuol dire che è già vincente. Signore e signori, Patrizia Zanolla premia Miss Grand Prix Moto Nicole Togo.
Dutis dove vendono appunto gli oggetti Ducati. Conservazione. Vorrei invitare sul palcoscenico per premiare appunto Miss Grand Prix Talento Mara Zamora ancora. Mara, andiamo. Sei giovane, quindi è giusto che insomma ci sia questi momenti a te dedicati. Miss Grand Prix Talento, signore e signori, Ilaria Bernardi, sedicenne di Favaro Veneto. Sponsor abbinato a Bes. Alice Forza. Eccola qua, facciamo un bel applauso perché devo dire che Alice questa sera è stata molto attenta, è stata particolarmente pignona e devo dire anche preparata nello scegliere. Signore e signori, Miss Grand Prix Auto premia Alice Forza. Miss Grand Prix Auto e Eleonora Picagna, 17enne di con il titolo di Miss Grand Prix Fitness, sponsor abbinato al Caffè Moncampo, e vorrei invitare sul palcoscenico Luca e Massimiliano Poletto. Contentissimo che dai Luca, dai, fallo per me. Dai, guarda, hai la scalinata, vieni su, line. Del pubblico in questa sontuosa cornice. Allora facciamo un applauso intanto a Massimiliano Poletto, perché questa sera è un applauso anche a Luca, perché anche se non siamo sul palcoscenico rimane un grande amico. Bene, signore e signori, Miss Grand Prix Fitness, che sarà la prima prefinalista nazionale, poi il 31 ci sarà il grande finale. Vi devo dare, amici del pubblico, una grande notizia, perché il 14 settembre devo dire che Antena 3 ha accettato di effettuare la finalissima qua. Bene, detto questo, andiamo a premiare Miss Grand Prix Fitness, sponsor abbinato Caffè Moncampo. Lei è Irene Chiranto, 18enne di Verona.
sempre a vostra disposizione. Grazie di tutto, passerella conclusiva, via con